Hanno avuto un ottimo avvio le feste settembrine 2015 che il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, e la sua amministrazione comunale hanno organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario. I primi due eventi hanno visto il tutto esaurito nella scalinata della chiesa madre di Palma di Montechiaro. Sasà Salvaggio, che si è esibito lo scorso 6 settembre, è stato particolarmente apprezzato sia dai giovani che da un pubblico più maturo. Mentre il concerto di ieri sera dei Gemelli Diversi ha visto il pienone con tanti giovani che per l'occasione si sono recati e sono rientrati nella città del Gattopardo, come non avveniva da tempo, a quanto testimoniano i commenti della pagina del sindaco su Facebook, a seguire uno spettacolo di giochi pirotecnici che ha entusiasmato ancora di più i tanti presenti. Le feste settembrine continueranno per tutto il mese di settembre con tanti e variegati appuntamenti, sia culturali con le rappresentazioni teatrali, musicali con un memorial in ricordo di Rosa Balistreri, che sportivi con la manifestazione Sportivamente Palma condotto da Francesco Pira, con ospite Nicola Legrottaglia, neo-allenatore dell'Acragas. Noi avremo anche degli spettacoli teatrali, ma è molto importante, teniamo 2 appuntamenti oltre a quello sportivo dello Sportivamente Palma, molto bello e ricco, ma il 20 ricordiamo l'anniversario della morte di Rosa, avvenuta nel 1990, il 20 settembre, e quest'anno lo festeggeremo assieme ai Lions di Licata, ma avremo ospiti le nipoti di Ciccio Busacca, che assieme a Rosa segnò una fase storica del cantante, diciamo, popolare siciliano. L'indomani sera, invece, il 21, ricordiamo le vittime di mafia cadute per mano dei palmesi, che ogni anno lo celebriamo con un rock contest dove vede i migliori gruppi provinciali esibirsi, e alla fine ci sarà, quest'anno ci sono previsti anche 3 premi in denaro per il primo, il secondo e il terzo. Quindi è un momento di riflessione ma anche di riscossa di questa terra per reagire nel modo migliore, che è quello anche dell'arte.